Siamo a Martellago in via Roma, a pochi passi dallo svincolo per Scorzè. Un residente ha chiamato per una segnalazione che riguarda proprio questa strada. Il problema è che è sbiadita la segnaletica orizzontale, quindi quelli che arrivano da Maerne in curva, che è abbastanza pericolosa, non vedono, seduti non vedono la segnaletica che è completamente assente e tagliano tutti la strada, come si può vedere dalle macchine che passano adesso. Quindi quelli che arrivano dall'altra parte si trovano la macchina quasi di fronte, mi è successo anche a me, e c'è il rischio di incidente. È veramente un rischio, perché invadendo la corsia opposta poi vai a verificare, guardi questo, completamente dall'altra parte. E non è l'unica. In 10 minuti quasi tutti i mezzi di passaggio, tir compresi, hanno invaso la corsia opposta. 4 volte al giorno perché devo portare i bambini a scuola, devo andare a riprendere, noi abitiamo a Olmo e quindi tutti i giorni mia moglie è sempre là, quando arriviamo qua è in tensione perché c'è sempre qualcuno che taglia, tutti tagliano, non qualcuno, quasi tutti. C'è la segnaletica, quella lì che lampeggia, però viene un automatico, credo, tagliare la curva in questa maniera. Se ci fosse la segnaletica evidente, magari anche una piccola cordonata con quei paletti luminescenti, sarebbero tutti nella corsia giusta. Di qui l'appello a Veneto Strade perché il tratto è di sua competenza e non del comune. Veneto Strade se ne deve occupare, però Veneto Strade finora non ha fatto nulla e siamo così da 1 anno e mezzo, 2 circa. Quindi volevo sollecitare un po' Veneto Strade, se è il caso, che faccia qualcosa, perché per fare 10 metri di riga non penso che ci siano problemi. Anche il sindaco di Martellago riconosce il problema. È pericolosa, quindi sicuramente bisogna fare un bel tavolo con Veneto Strade e trovare una soluzione. Comunque il rapporto c'è, quindi sicuramente la troveremo.